Inchiesta falsi test Covid. La Procura della Repubblica di Treviso ha chiesto il rinvio a giudizio per i 32 indagati nell'inchiesta ruotata attorno al poliambulatorio Salute e Cultura di Fiera a Treviso. Tra loro l'ex prefetto Maria Augusta Marrosu, 71 anni. Il pubblico ministero Mara De Donà ha chiesto il processo per lei, per i vertici del poliambulatorio all'epoca diretto dalla dottoressa Marzia Carniato, per il personale della struttura, in particolare le 3 libere professioniste che ci lavoravano, e per i pazienti come Marrosu, che attraverso di essa avrebbero ottenuto Green Pass falsi, evitando di sottoporsi alla vaccinazione Covid. Tra i reati contestati l'associazione per delinquere, di cui rischiano di dover rispondere Carniato, il marito, la nipote biologa, il compagno di questa e un'infermiera che lavorava al poliambulatorio come libera professionista. I 5 si sarebbero accordati per trovare il sistema di far ottenere Green Pass a decine di clienti, attestandone la falsa positività al Covid e la successiva negativizzazione, evitando così di sottoporsi al vaccino. Tra loro, come detto, Maria Augusta Marrosu, prefetto di Treviso dal 2013 al 2015. L'udienza preliminare è stata fissata per il 18 dicembre.